La canzone si chiama Tócate, nel videoclip appaiono i Maya che si mescolano con le tipologie delle persone del mondo attuale come emo, struzzi, snob, tamarri e nerd. Al video hanno partecipato 70 persone, pensate un po'. All'uscita del singolo è stata anticipata una mega flash mob che si è tenuto in piazza Duomo a Siracusa il giorno 9 giugno 2012, alla quale hanno partecipato oltre 90 persone, record assoluto appunto per la nostra Sicilia per questo videoclip. Allora io vi invito ad ascoltare la canzone e ovviamente ad applaudirlo perché è veramente molto bello e a guardare, a visionare questo video. Dopo sentiremo Andrea Caruso con il suo brano Tócate. I Maya hanno predetto la fine del mondo, ma per nostra buona sorte è arrivato Tócate, l'antiprofezia. Hoy, 21 de diciembre de 2012, según la profecía maya, los planetas se alinearán con el sol, la tierra se detendrá, la gente se prepara para el fin de los tiempos. ¿Mentira o realidad? Buonasera Solalino! Y tu cuerpo se mueve lento y las manos suben al cielo. Tócate, ahora tócate. Estamos en 2012. Hazlo tú, aunque solo para mí. Séte así. Hoy yo seguiré, no puedo pararme. Muévete también tú junto a este ritmo. Después gírate, moviendo cintura. Lo sientes dentro de ti, te arrastra dentro. Equivocada es mi dirección. Yo no sé cuál es mi destino. Hoy solo quiero bailar en una pista plana en esta vez. Y tu cuerpo se mueve lento y las manos suben al cielo. Tócate, ahora tócate. Estamos en 2012. Hazlo tú contra el presagio de los mayas. Así. Sulle mani Solarino! Tutta la piazza! Sulle mani! Así. Todo alrededor parece natural. Yo no puedo creer que todo acabará. No, no, no puede ser, es una mentira. Pero baila también tú contra la hechicería. Equivocada es mi dirección. Yo no sé cuál es mi destino. Hoy solo
Di Maya! Allora, Tocchiamoci contro questa profezia. Vuelve a la normalidad. La espera del fin del mundo era allora, io volevo un attimo parlare con Andrea Caruso, intanto complimenti. Grazie. È un bel brano, sarà un tormentone straordinario. Speriamo. So che sicuro, guarda, so che è partito proprio dalla provincia questa canzone e farà molta strada. Il pubblico di Solino l'ha preso moltissimo, anzi ti faccio vedere. Ma vi è piaciuta? Sì, guarda, ti faccio una cosa. No. Allora, facciamo una cosa per dimostrare ad Andrea che la canzone è piaciuta. Al mio 3, toccatevi. 1, 2, 3. Toccate! Hai visto? Andrea, complimenti, bravi ragazzi! Grazie a tutti. Grazie Andrea, grazie. alla palestra Eden Club. Di Maria. Grazie. Vieni Maria, vieni. Allora, io quando ho sentito questa canzone ho detto subito, ragazzi, questo sarà un tormentone. Grazie mille. Veramente, no, dico al cuore. Comunque dietro c'è un lavoro, abbiamo lavorato 6 mesi per realizzare costumi, le magliette per i ragazzi e tutto. Complimenti anche per il video, perché è un video fatto professionalmente. Grazie. Si vede quando le cose sono fatte bene. Complimenti anche ai ragazzi. Allora, Maria. Allora, adesso ci sarà un piccolo video dove si vedrà il lavoro che hanno fatto questi ragazzi. Praticamente hanno passato tutto l'inverno, ripeto, sono sempre dei lavori sani, piuttosto che andare in giro a fare qualcos'altro. Loro invece si sono trovati tutto l'inverno a preparare le scenografie, eccetera. Quindi adesso vi mostreremo un piccolissimo video. Intanto un pensiero. Grazie. Per Andrea. Grazie. Ed è stato praticamente dato da punto 13. Volevo dire una cosa, anzi sottolineare una cosa che è importante. Guardate, questi ragazzi, soprattutto Andrea Caruso, parte dal nulla come tante persone che sono partiti così e poi sono diventati famosi. Io sono sicuro che farà molta strada. Però il successo glielo diamo noi, perché guardate, quando ha messo su YouTube questa canzone adesso hanno una presenza di oltre 6.000 persone, quindi già un grande successo. 7.900, pensate un po'. Quindi già ha un grande successo questo ragazzo. Mi auguro che questa canzone possa arrivare in tutta Italia con i mezzi che abbiamo, perché sono sicuro che farei strada e questo è il nostro migliore auguri che possiamo farti. Allora, vediamo questa clip dietro le quinte quando loro hanno preparato questo video.